Attenzione, il tiro e il gol di Jimenez, Cacao e il gol di Cacao che chiude la partita e regala la Coppa Italia al Breganze. Gentili signore e signori, buonasera da Fausto Pozzan, vi parlo dal Palla Ferrarin di Breganze. È domenica 11 febbraio, fra una decina di minuti circa, per la 19esima giornata del campionato di Serie 1 Hockey Pista 2023-2024, sesta di ritorno. Ci sarà la classicissima dell'Hockey Vicentino, vale a dire il derby molto atteso tra Breganze, Benetton Lab Breganze, opposta al gruppo sportivo Hockey Trissino, il più classico dei testacoda per quest'anno, perché poi andremo a dire qual è la storia di questi sodalizi che sicuramente hanno caratterizzato l'Hockey Pista Vicentino in italiano. Trissino è campione d'Italia in carica da 2 anni, sta sicuramente imprimendo la sua legge in Italia e anche in Europa, come testimonia la qualificazione conquistata proprio giovedì ai quarti di finale di Champions League. Trissino, diciamo che in questa stagione attualmente è secondo, ma è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, mentre Breganze deve assolutamente lottare partita per partita per conquistare una salvezza, che era l'obiettivo stagionale e che si sta rivelando più difficile del previsto, ma che la formazione allenata attualmente da Roberto Crudeli vuole assolutamente conseguire. Il programma della giornata, la 19ª giornata, ha avuto il suo prologo ieri sera con gli anticipi tra Follonica e Giovinazzo, con i palloni di casa che si sono imposti per 4-2. La vittoria esterna del Grosseto in quel di Monza per 3-2, la vittoria interna del Sarzana che ha battuto Bassano per 5-2, non si è disputata causa ritiro del campionato Vercelli-Sandrigo, si sono ritirati, come ben sapete, i piemontesi, mentre questa sera in posticipo causa gli impegni europei delle formazioni che sono impegnate, alcune delle formazioni che saranno impegnate, si disputerà appunto Valdagno Forte dei Marmi, Breganze Trissino e Montebello Lodi, per una graduatoria che vede attualmente
avanti a tutti il Forte dei Marmi con 49 punti, Trissino a seguire a 47, Sarzana terzo con 41, poi Follonica a 40, Lodi a 35, Grosseto a 33, Valdagno a 32 e Sandrigo a 27. Montebello e Bassano a 21 a chiudere la cosiddetta zona playoff, mentre poi si passa agli ultimi 3 posti per i quali che ne mettono in palio uno per la salvezza. Se finisse così se lo contenderebbero Monza, che attualmente ha quota 20, Breganze a 12 e Giovinazzo a 8 nel girone finale dei playout, al quale le squadre partecipanti accedono dimezzando i punti conquistati in regular season. Ecco perché è assolutamente importante andare a punti, come ha ripetutamente ricordato l'allenatore rossonero Roberto Crudeli e lo stesso capitan Mattia Cocco. Ecco entrare la terna arbitrale in pista, composta da Ulrico Barbarisi, Massimo Nucifero e Alessandro Canonico al tavolo. Entrano in pista i campioni d'Italia in carica dell'Hockey Trissino. Dicevamo del palmarès che Trissino ha rimpinguato soprattutto negli ultimi 2 anni. Annoverà 3 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppe e in campo internazionale un Eurolega e una Coppa Intercontinentale. Per quanto riguarda Breganze, 2 gli scudetti, 4 le Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Abbiamo detto in sede di presentazione, scrivendo sui social dell'Hockey Breganze, che Breganze e Trissino sono accomunate, al di là degli opposti destini di questa stagione, da molti tratti che, scusate la ripetizione, li accomunano, perché sono state fondate entrambe nel 1961 e sono state le prime a imporsi in ambito vicentino, sia in Coppa Italia che in campionato. Entra in pista Breganze in tenuta completa azzurra con Aurora Dal Santo in braccio a papà Stefano. Ecco la chicca di questa sera, una cosa che contribuisce sicuramente a dare un tocco di familiarità in questa che è una sfida importante, nella quale Breganze schiera 3 ex che hanno vestito la maglia del Trissino, vale a dire Mattia Cocco, Stefano Dal Santo e Massimo Tatarani. Nell'opposta squadra, vale a dire il gruppo sportivo Hockey Trissino, 2 sono gli ex che hanno vestito la maglia del Breganze, vale a dire Giulio Cocco e Bruno Sgaria. Leggiamo allora le formazioni che la grafica che è stata già messa in onda da Marian Monteano per quanto riguarda gli ospiti del Trissino. I portieri sono Stefano Zampoli con il numero 1 e Bruno Sgaria con il 10, giocatori di movimento Andrea Malagoli con il 6, Giulio Cocco con il numero 7, Gioele Piccoli con il numero 8, Giulio Piccoli con il numero 9, Diogo Neves con il 74, il capitano ospite è Joao Pinto con il 17. Poi abbiamo Jordi Mendes, reduce da 4 reti messe a segno in quel di Leida, che hanno consentito al Trissino di impattare e qualificarsi con una giornata di anticipo ai quarti finali di Champions League. Jordi Mendes appunto con il 66, Davide Gavioli con il 71, l'allenatore è Tiago Sousa, il vice allenatore Carlo Bertinato. Per quanto riguarda i Breganze, un'ultima novità di formazione che non farà sicuramente piacere ai tifosi di casa: l'indisposizione causa influenza di Mattia Verona, quindi costringe Breganze a schierare come portieri 2 giocatori che ieri sera hanno dato vita al derby di A2 che Breganze, la seconda squadra dell'Hockey Breganze, ha vinto con il Roller Bassano per 3-2 appunto. E i portieri quindi saranno Giuseppe Tagliapietra con il numero 10 e Cristian Costenaro con il numero 3, che di solito gioca in attacco, quindi una particolarità di questa sfida. Per quanto riguarda i giocatori di movimento invece, Breganze schiera con Pietro Agostini con il 5, Antonio Tagliapietra con il 18, Tommaso Volpe con il 9, anche lui reduce dalla partita di Serie D2, Facundo Posito con il 14, Ramiro Torres con il 57, Massimo Tartarani con il numero 8, Stefano Dal Santo con il numero 53 e Mattia Cocco, allenatore del Breganze, abbiamo ricordato, Roberto Crudeli. Per quanto riguarda i marcatori, tra gli ospiti Giulio Cocco ha messo a segno sin qui 28 reti ed è il vice canoniere della Serie A1 alle spalle di Federico Ambrosio. Poi Davide Gavioli con il 19, Jordi Mendez con 12, Gioele Piccoli con 8 reti, Diogo Neves che è arrivato da Vercelli con 6, Andrea Malagoli con 6 e Joao Pinto con 5. Per quanto riguarda Breganze, capocannoniere è Facu Posito con 15 reti
Massimo Tatarani 12, ma 8 li ha messi a segno nella precedente esperienza vercellese. Mattia Cocco con 10, Stefano Dal Santo con 5, Ramiro Torres con 9 e Pietro Agostini con una rete. Vediamo tra qualche istante quali saranno le scelte dei tecnici per quanto riguarda i giocatori che daranno vita a questo importante incontro, a questo importante derby, che è assolutamente un testacoda, ma Breganze si sta allenando con intensità, con impegno e sta sfoderando ottime prestazioni soprattutto nei secondi tempi. Forse questo è il rammarico delle ultime 2 uscite di Breganze, perché sia con il Lodi che con il Sandrigo nella recente trasferta la seconda frazione è stata sicuramente all'altezza, meno il primo tempo, e che ha purtroppo solcato la differenza e ha costretto Breganze a pagare dazio e a non conquistare punti. Breganze che deve, si ripete, a prescindere dall'avversario, sfoderare prestazioni all'altezza. La prossima trasferta sarà in quel di Grosseto, e alla quale Breganze dovrà sicuramente presentarsi con tutte le carte in regola per provare a muovere la classifica, ma per poterlo fare intanto bisogna fare una buona prestazione questa sera. Trissino ha lasciato per strada qualche punto in stagione, per esempio a Monza nel girone d'andata, ma qui più si avvicina la fase calda della stagione, a partire per esempio dalle Final Four di Coppa Italia, e più probabilmente il livello di gioco della formazione ospite crescerà. Vedremo comunque come andrà questa sfida. Per quanto riguarda i quartetti di movimento, Trissino con Gavioli, Mendez, João Pinto e Giulio Cocco. Breganze con Beppe Tagliapietra in porta, l'ex Bruno Sgaria, scusate, per Trissino. Per quanto riguarda Breganze, confermata la formazione per quanto riguarda i giocatori in movimento, non c'è però Mattia Verona, e allora Beppe Tagliapietra, Massimo Tatarani, Stefano Dal Santo, Ramiro Torres e Facu Posito. Si è partiti, subito possesso per Trissino, subito la prima conclusione, subito a impegnare Beppe Tagliapietra, che risponde presente. È andato al tiro Giulio Cocco, sono andati a tentare il rimbalzo subito João Pinto e Jordi Mendez. Possesso per Trissino, che è partito a sprombattuto. La penetrazione di Giulio Cocco dietro la porta, il tentativo di alza e schiaccia il palo, crediamo abbia salvato Breganze. Trissino che è partito a 100 all'ora. In possesso ora con João Pinto nella propria metà campo, ma accelera subito Davide Gavioli, lo va a sfidare in fase difensiva Ramiro Torres. Tentativo sul primo palo a cercare Jordi Mendez, attento nella marcatura Stefano Dal Santo. Il signor Nucifero assegna il possesso a Trissino. Trascorsi 40 secondi, Trissino ha già fatto tremare la porta di Breganze in 2 circostanze. Qui c'è un retropassaggio che è preda di Giulio Cocco, che elude il fallo dei 5 secondi, va a trovare subito João Pinto, scivola João Pinto per un attimo, tocca palla Facu Posito, ma qui veramente è un monologo trissinese. Trissino in completa maglia blu, Breganze in completa tenuta azzurra. Prova a ripartire ora la formazione di casa con Stefano Dal Santo. Il possesso gli è conteso da Davide Gavioli in maniera efficace, con l'aiuto anche di Giulio Cocco. Nella propria metà campo Trissino sta varcando e lo fa in questo istante con Davide Gavioli. Il tentativo di accelerare sulla destra per Giulio Cocco, il tentativo di assist per Jordi Mendez, chiude Facu Posito, servito ora da Ramiro Torres. Primo fallo di squadra, Breganze ha resistito, quindi questo minuto e mezzo Trissino è veramente partito a velocità siderale. Breganze conquista questa punizione 3-4 metri scusate, dal limite dell'area della porta difesa da Bruno Sgaria, l'ex di turno. Lo ricordiamo che proprio a Trissino fu protagonista di una storica finale di Coppa Italia che portò il quarto trofeo, la quarta coccarda tricolore alla società presieduta da Stefano Volpe. Ramiro Torres a scambiare con Massimo Tatarani e siamo a metà pista, all'indietro per Stefano Dal Santo, passaggio impreciso, quindi alle viste il fallo di 5 secondi. Così è, lo decreta il signor Barbarisi, che sta dirigendo con la collaborazione del signor Nucifero al tavolo Alessandro Canonico questa importante sfida, questa classicissima la definisco io. I trascorsi fra queste due società sono sicuramente da fiore all'occhiello per l'hockey pista italiano. Naturalmente questo riguarda Trissino per quanto riguarda l'ultimo biennio, ma è stato il periodo che era Breganze a dominare, a stare avanti in quella che è la personale sfida tra le squadre vicentine, e che ha visto a turno protagoniste quasi tutte le formazioni
qui della provincia di Vicenza, che è assolutamente dominante in questa specialità, soprattutto in questo ultimo biennio, grazie appunto alla formazione presieduta dal signor Matteo Mastrotto. Qui la conclusione di Davide Gavioli, non inquadra la porta. Possesso per Breganze, quindi, che riparte con Stefano Dal Santo. Trascorsi poco più di 2 minuti dall'inizio della partita. Altro fallo di squadra, anzi no, possesso per, è stata una punizione battuta velocemente, ma attentissimo Joao Pinto, riconquista palla però sul tentativo di tiro di Giulio Cocco. Facu Posito in fase difensiva è andato a prendersi il tiro, però ci pare particolarmente sofferente il numero 14 di casa. Si va a scusare Giulio Cocco, l'ha colpito tra pattino e parastinco, forse è l'unica parte in cui non c'è la protezione. Situazione falli di squadra, probabilmente il signor Canonico avrà chiesto un chiarimento al signor Lucifero. Vedremo se sono confermati i 2 falli di squadra per Trissino, così sembra. 22-23 al termine della prima frazione di gioco, ancora reti inviolate, con Trissino che però sta dominando per quanto riguarda il possesso e anche le occasioni questa partita. Prova a incunearsi Ramiro Torres, alla fine la sfera perviene a Stefano Dal Santo, che serve ancora il 57 argentino della formazione di casa. Stefano Dal Santo passa in questo istante la metà pista, va a cercare e trovare Facu Posito. Si mette proprio Facu Posito, è difficile venire fuori dal raddoppio di Giulio Cocco e Davide Gavioli, che prova ad andarsene. La conclusione di Davide Gavioli imprecisa, all'indietro per Joao Pinto. Le finte di Joao Pinto, lo scarico per Gavioli, giocano a 2 a metà pista ora Gavioli e Capitan Pinto, ma allora siamo qui da dietro porta, uno scambio rapidissimo con Giulio Cocco che si è messo in versione assist man subito a favorire Davide Gavioli, che gli ha dato palla dietro porta. Bella questa trama, sventata dall'attento Giuseppe Tagliapietra, che aveva ovviamente il suo da fare in questa serata. Ingaggio a 2, Facu Posito contro Davide Gavioli, palla che danza pericolosamente davanti a Giuseppe Tagliapietra. Alla fine se ne impossessa Ramiro Torres, che prova a proporre una ripartenza per i propri colori. Se ne va Ramiro Torres, va a concludere. Bella la conclusione di Ramiro Torres, è il primo tiro scagliato verso la porta avversaria. Attento Bruno Sgaria, e via con il guantone destro la palla oltre il terreno di gioco. E allora possesso per Breganze alla sinistra sull'angolo alla sinistra del fronte d'attacco della formazione di casa, angolo basso per la precisione. Massimo Tatarani in possesso, lo fronteggia ma se ne va benissimo, ha superato 2 avversari Massimo Tatarani. Qui c'è una palla vagante, ci arriva Joao Pinto. Bella la giocata di Massimo Tatarani, che ha fatto vedere di possedere un bagaglio tecnico di prim'ordine. Secondo me è assolutamente un dato sul quale assolutamente incontrovertibile che Massimo Tatarani sia un maestro di tecnica. Qui lanciato lungo, Facu Posito, si vede eludere la propria azione da Davide Gavioli. Ancora possesso per Breganze con Massimo Tatarani all'indietro per Ramiro Torres. Se non altro Breganze ha ordinato l'ondata iniziale di Trissino, che è stata veramente irresistibile. Qui c'è la possibilità di Facu Posito di provare a liberarsi di Davide Gavioli. La conclusione buona questa giocata di Facu Posito, deviata. Sì, no, non è deviata secondo i direttori di gara, chiediamo scusa. Sarà possesso per Trissino. 20-30, trascorsi quindi 4 minuti e mezzo dall'inizio della partita. 0-0, Davide Gavioli in possesso. Trissino naturalmente potrebbe far leva sulle rotazioni e sulla panchina lunga, che è una delle caratteristiche della società presieduta da Matteo Mastrotto. Massimo Tatarani all'indietro, Jordi Mendez per un attimo cercava di controllare la palla, che invece è arrivata sulla stecca di Ramiro Torres, un alza e schiaccia. Ancora attento Bruno Sgaria. Breganze sta, se non altro, provando a impensierire il portiere avversario. C'è riuscito anche in questa circostanza con il numero 57 di casa, Ramiro Torres. Alza e schiaccia e parata di Bruno Sgaria. Possesso per Breganze. Ramiro Torres e Massimo Tatarani sul punto di battuta, qualche metro al di fuori dell'area trissinese.
Lo scambio con Facu Posito, fronteggiato da Giulio Cocco. Agli indietro per Massimo Tataranni. Ancora Massimo Tataranni in possesso. Ramiro Torres all'indietro, Facu Posito. Possesso prolungato di Breganze, che ha altri 20 secondi per concludere l'azione. Stefano Dal Santo si incunea. Gli è stata deviata la palla. Confermato il possesso per Breganze, che ha altri 20 secondi per concludere l'azione offensiva. Sulla sfera Facu Posito, vicino a lui Stefano Dal Santo, a qualche metro avanti della metapista. In area Massimo Tatarani marcato da Joao Pinto. Stefano Dal Santo all'indietro per Ramiro Torres. Siamo nella metacampo breganzese. Lo scambio con Massimo Tatarani che riceve, se ne va a subire un altro fallo di squadra, è il terzo, lo commette capitano Joao Pinto. Se ne era andato molto bene il numero 8 di casa, che chiama a distanza, gioca Breganze. Stefano Dal Santo, Facu Posito cerca la profondità, il fondo pista, la formazione di casa, 4 secondi per concludere l'azione. Facu Posito prova a girarsi, la conclusione deviata da Stefano Dal Santo, e stava creando qualche preoccupazione per Bruno Sgaria, che però ha risposto ancora una volta presente dall'altra parte Davide Gavioli. All'indietro per capitano Joao Pinto, lo scambio per Jordi Mendes, gol 19-12, porta in vantaggio Trissino. Jordi Mendes, la girata, nulla da fare per Giuseppe Tagliapietra, l'assist di Joao Pinto, la trottola su Massimo Tataranni, e allora Jordi Mendes conferma il suo momento di forma dopo i 4 gol in cui di Leida, segna anche qui al Paraferrarin e porta in vantaggio il Trissino, dopo che Breganze aveva arginato la carica iniziale della formazione ospite, rendendosi pericolosa in 2 o 3 circostanze. Bruno Sgaria a rispondere presente, qui porta via palla molto bene Stefano Dal Santo. Vi dicevamo del buon lavoro sul piano dell'intensità proposto da coach Roberto Crudeli. Breganze sta giocando bene in questo periodo, gli manca forse la continuità e soprattutto di giocare un'ottima prima frazione, perché sia con Lodi che con Trissino ha fatto dei secondi tempi veramente incommiabili e ha dovuto pagare il dazio a causa del primo tempi dove ha dovuto concedere molto agli avversari. Ramiro Torres va a subire fallo, anzi no, schiaccia palla lungo la sponda, e allora possesso per Trissino. Sulla palla l'autore del gol, Jordi Mendes, che ha lasciato a Giulio Cocco. Diogo Neves intanto è entrato in pista tra gli ospiti. Diogo Neves, che ha iniziato la stagione da compagno di squadra di Massimo Tataranni. È uscito Davide Gavioli. Giulio Cocco prova a girarsi, va all'indietro da Diogo Neves, che non ci pensa un attimo, stop e tiro. Attento Giuseppe Tagliapietra, si impossessa della sfera Massimo Tataranni. Ancora Massimo Tataranni. Facu Posito. Tataranni a cercare il taglio davanti a Bruno Sgaria di Ramiro Torres, che si libera di Jordi Mendes. Ancora Breganze a cercare di schiacciare nella propria area la formazione trissinese. Breganze, se non altro sul piano dell'intraprendenza, è assolutamente in partita. Prova ad andarsene con Facu Posito all'indietro per Massimo Tataranni. Si chiude la formazione ospite. Ancora adesso Ramiro Torres a cercare sul secondo palo Massimo Tataranni, che è ben contrastato. L'occasione sfuma, ma Breganze, se non altro, dimostra di volersela giocare. È uscito Giulio Cocco, è entrato Andrea Malagoli, che sfiora subito il gol. Appena entrato cade, è scivolato Massimo Tataranni. Possesso per Trissino. Probabilmente le precipitazioni di questi giorni hanno reso la pista del Paraferrarin particolarmente scivolosa. Siamo dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. Jordi Mendes, la conclusione di prima intenzione di Diogo Neves non inquadra la porta. Buon per Breganze, che adesso ha un'opportunità di varcare la metapista con Ramiro Torres. Da Massimo Tataranni, che si mette in proprio, va a subire fallo. Vediamo le decisioni del direttore di gara. Fallo di squadra. 16:37, fallo di squadra commesso agli anni di Massimo Tataranni.
Possesso per Breganze, situazione falli 4. Si riparte, Facu Posito prova a liberarsi di Andrea Malagoli, che è un cattivo cliente, va a commettere anche il primo fallo di squadra per la formazione di casa. Possesso per Trissino con Andrea Malagoli, pronto a entrare anche uno dei due fratelli piccoli, vedremo se sarà Giulio o Gioele. Scivola ancora Joao Pinto, in quel punto la pista è particolarmente sdrucciolevole. Breganze in possesso allora con Facu Posito, 16-17 al termine della prima frazione di gioco. Breganze ha interpretato bene la partita sin qui, ha avuto un ottimo atteggiamento nei confronti di questo match, ha dovuto pagare dazio alla splendida girata di Jordi Mendez per il gol del vantaggio, ben imbeccato da capitano Joao Pinto, ma ha creato qualche problema anche al Bruno Sgaria con qualche conclusione interessante. Qui c'è il filtrante a cercare Massimo Tataranni, fa buona guardia Diogo Neves che propone subito un'opportunità per Jordi Mendez, attento ancora una volta Giuseppe Tagliapietra, molto bravo sin qui il portiere di casa. Ecco il cambio, è entrato Gioele Piccoli. A giocare con l'uomo dietro porta, i due in area, Trissino. Qui la conclusione di Joao Pinto, murata da Stefano Dal Santo, ancora una murata stavolta da Massimo Tatarani. Breganze che ha una ripartenza, la conclusione a Tapin ci va Massimo Tatarani che cade in area. È stata un'ottima opportunità la conclusione di Ramiro Torres, poi è andato a Tapin Massimo Tatarani che ha cercato poi di andare all'ennesimo rimbalzo, è caduto. Non hanno ravvisato irregolarità i direttori di gara. Andrea Malagoli, attenzione alla conclusione da un passo di Joao Pinto. Scontro con il portiere, ci pare di poter condividere la decisione del direttore di gara di non rilevare irregolarità. Facu Posito per Breganze, va a cercare Massimo Tatarani, a contendere la palla Ramiro Torres. Massimo Tatarani viene anticipato poi da Diogo Neves che pensa per un attimo di servire Gioele Piccoli. Attenzione, possesso per Breganze, si riparte, potenziale 3 contro 2 Stefano Dal Santo, Facu Posito, la rete di Facu Posito, Breganze impatta, 14-27, 16° gol stagionale per Facu Posito che trova il pareggio. Breganze sta ribattendo colpo su colpo, l'assist di Stefano Dal Santo, il gol di Facu Posito. Pronto a entrare Mattia Cocco che dà il cambio a Ramiro Torres. Soddisfatta la curva breganziere, ma ripetiamo, Breganze ha iniziato molto bene questo match, ha saputo resistere all'accelerazione iniziale di Trissino che poi si era portato in vantaggio con Jordi Mendez e poi ha trovato qui il pareggio dopo circa 11 minuti dall'inizio della partita con una bellissima rete di Facu Posito, ben imbeccato da Stefano Dal Santo in versione assist man. 1-1 quindi, bel derby. Davide Gavioli, Trissino reduce, lo ricordiamo ancora una volta dalla importante trasferta in Champions League in quel di Leida, dove ha staccato il pass per i quarti di finale. Potrebbe risentire quindi la formazione di Thiago Soso anche della stanchezza, ma le proverbiali rotazioni e il roster che è assolutamente di prim'ordine della formazione trissinese dovrebbe assicurare una condizione fisico-tecnica per tutti i 50 minuti. Comunque Gioele Piccoli dietro la gabbia di Giuseppe Tagliapietra, si va all'indietro da Davide Gavioli, l'accelerazione di Davide Gavioli, lo contrasta ora capitano Mattia Cocco, autore del gol all'andata di un Breganze che giocò discretamente bene e perse 5-1 a casa dei campioni d'Italia all'andata. Malagoli, la conclusione di Malagoli, Massimo Tatarani che le prende tutte e quindi va a proporre un possesso per Breganze con Facu Posito che Trissino che alza il suo proverbiale pressing, riconquista immediatamente sfera con Davide Gavioli all'indietro per Diogo Neves, Jordi Mendez. La conclusione di Jordi Mendez murata da Capitan Cocco che ha accusato il colpo. Dietro la porta c'è Gioele Piccoli, il mancino, talento proveniente dal settore giovanile della formazione
blu-celeste. Un altro dei tratti che accomunano le due formazioni è sicuramente quello di aver sempre avuto un settore giovanile all'avanguardia che ha prodotto grandi giocatori che hanno fatto la storia di questa disciplina. Ma c'è Diogo Neves intanto che si avvicina pericolosamente, sposta palla ma non si fa irretire Stefano Dal Santo, che ha avuto un ottimo inizio di partita. Adesso Mattia Cocco all'indietro per Facu Posito, Breganze che sta ribattendo colpo su colpo alla formazione ospite, che ha lo scudetto e anche la coccarda sul petto, lo ricordiamo. Massimo Tatarani trova Facu Posito, l'autore del punto dell'1-1. Mattia Cocco all'indietro per Stefano Dal Santo a cercare e trovare Massimo Tatarani, che di prima intenzione voleva premiare sul secondo palo il taglio di Facu Posito, che non ha creduto all'iniziativa del collega. Dall'altra parte Davide Gavioli che trova il pattino di Stefano Dal Santo a sventare la minaccia. Stefano Dal Santo che va a contendere sfera il numero 71. Possesso per Breganze, time out, il primo chiamato da Roberto Crudeli, che secondo noi sarà soddisfatto della reazione e soprattutto dell'approccio della formazione di casa, che è sull'1-1, e vediamo perché. Con le reti, la prima girata di Jordi Mendes ben imbeccato da Joao Pinto, ma altrettanto ben imbeccato è stato Facu Posito da Stefano Dal Santo. Facu Posito si è involato, ha puntato il portiere ospite Bruno Sgaria e l'ha trafitto. Bruno Sgaria è a colloquio con Edi Nicoletti, che è il preparatore dei portieri del Trissino. Vicino a lui Stefano Zampoli. Trissino ha una batteria di portieri di assoluto prim'ordine, con Bruno Sgaria che nell'ultimo periodo ha iniziato a giocare con continuità. Aveva avuto qualche problema fisico Bruno, classe 1998. Del 99 invece è Stefano Zampoli. Sono tra i migliori portieri italiani senza dubbio. Pronti a ripartire, 11:34. Breganze non ha operato sostituzioni, è uscito solo Ramiro Torres in qui. Sarà possesso per la formazione di casa con Capitan Cocco sulla sfera. Breganze che deve uscire dalla propria area di rigore con il accenno di pressing di Davide Gavioli e Gioele Piccoli. Stefano Dal Santo ha il problema di superare in 1 contro 1 Davide Gavioli, ci riesce e va a trovare Mattia Cocco. Un altro passaggio di Mattia Cocco, Breganze che conserva palla a trovare il lungo sponda Massimo Tatarani, che perde sfera. Diogo Neves, attenzione Davide Gavioli, la palla pericolosa in area con i pattini di mestiere Capitan Cocco. Ancora Ramiro Torres, scusate, Facu Posito, un assist impreciso per Massimo Tatarani, era un'ottima opportunità dall'altra parte. Bravissimo Beppe Tagliapietra a sventare l'occasione di Andrea Malagoli. Le squadre che si stanno allungando e stanno offrendo spettacolo, una partita che non sta affatto tradendo le attese. Dall'altra Andrea Malagoli, Davide Gavioli, la conclusione, bravo ancora una volta sul suo palo a sventare la minaccia Beppe Tagliapietra. Intanto c'è il quinto fallo di squadra di Trissino, con il portiere di casa che chiede l'intervento il permesso al direttore di gara di poter pulire, crediamo, la visiera. Così è. Cristian Costenaro, che ieri sera ha giocato in attacco, questa sera in versione secondo portiere, va ad aiutare il compagno. Rientra intanto Ramiro Torres, va a rifiatare Facu Posito, si spiegano Capitan Cocco e Roberto Crudeli. Probabilmente chiederà ai propri giocatori di cercare in profondità con passaggi precisi lungo sponda Massimo Tatarani. Peccato per le occasioni di qualche istante fa con Facu Posito che ha cercato sul secondo palo Massimo Tatarani ma non l'ha trovato. Il passaggio è stato obiettivamente impreciso. Eccolo qui Massimo Tatarani, infatti viene ricercato. Con una trottola si è liberato inizialmente di Diogo Neves, che è rientrato su di lui. Ancora però Mattia Cocco a superare metà pista, ad alzare la testa, a provare un passaggio per qualche compagno che si vuole liberare. Qui il tentativo di servire a Ramiro Torres non si rivela una scelta azzeccata. C'è la ripartenza rapida del 74 ospite, vale a dire Diogo Neves. Giulio Cocco che intanto è rientrato in pista dopo il time out. Eccolo qua, il tentativo di alza e schiaccia
attento e un po' fortunato Giuseppe Tagliapietra, all'indietro per Davide Gavioli. Davide Gavioli che si mette in proprio, recuperano palla i giocatori di Braganza che hanno un potenziale contropiede 2 contro 1. Mattia Cocco, la conclusione, la parata di Bruno Sgaria. Attenzione dall'altra parte, Giulio Cocco, bravo Beppe Tagliapietra a chiudere, a immolarsi sul suo palo, a sventare la minaccia. Si gioca, se ne va Ramiro Torres per Stefano Dal Santo. Massimo Tatarani, attenzione, non trova il pertugio per andare a impensierire con una conclusione Bruno Sgaria, allora preferisce ragionare, andare all'indietro da Stefano Dal Santo, sicuramente tra i migliori. Può entrare anche Facu Posito, vediamo uscirà Massimo Tatarani. Time out. E infatti così è. No, esce Mattia Cocco, no, vediamo chi esce Massimo Tatarani. Quartetto di movimento per Trissino, Joao Pinto, Jordi Mendez, Davide Gavioli, Giulio Cocco per Breganze, Facu Posito, Mattia Cocco e Stefano Dal Santo, mentre la regia di Marian Monteano per la piattaforma digitale Hockey Pista Fisr TV reperibile sui canali YouTube ci ha appena mandato in onda gli highlights di questa partita che sin qui ha visto la marcatura di 2 reti. Trissino in vantaggio con Jordi Mendez, Breganze l'ha impattata con Facu Posito, bel primo tempo, Breganze assolutamente in partita. Trissino naturalmente può far leva sulle proverbiali capacità dei suoi elementi dotati di tecnica individuale sopraffina e sulla capacità magari di imprimere ritmi elevatissimi come ha fatto nei primi minuti del gioco, di gioco, che sono stati assolutamente irresistibili per Breganze, che ha fatto leva sul proprio portiere e obiettivamente anche su qualche palo per rimanere indenne, ma è in partita la formazione di casa a 9 minuti e 20 dal termine della prima frazione di gioco. Si riparte con Trissino in possesso con Davide Gavioli, Joao Pinto, Giulio Cocco a sfidarlo Facu Posito. Attenzione le finte di Giulio Cocco che in un amen è capace di uscire da dietro porta. C'è la potenziale ripartenza di Breganze. Mattia Cocco, la sua conclusione di rovescio è stata deviata. Ingaggio a 2, questa è la decisione del signor Barbarisi. Si sfideranno quindi Ramiro Torres e Davide Gavioli. Vicino a loro Joao Pinto e Facu Posito a godere dell'eventuale rimbalzo. Invece no, si mette in proprio Davide Gavioli, vince l'ingaggio, propone una nuova azione per la formazione ospite che è ora a metà pista, ma la supera subito con Capitan Joao Pinto. Giulio Cocco, la conclusione, attento con il guantone, ma vediamo che la conclusione deve avere colpito inavvertitamente, forse sulla mano, che infatti si è tolto il guanto, il numero 53 di casa, Stefano Dal Santo. Va a sincerarsi delle sue condizioni Jordi Mendez, chiede spray antidolorifico Stefano Dal Santo, si scusa per lui Giulio Cocco, se lo ricordiamo ha giocato qui per 2 stagioni, nel 2014, 2015, 2015, 2016, allora quando Breganze vinse Coppa Italia e Supercoppa. Il signor Barbarisi dice che se si fa ricorso alle cure bisogna uscire dal campo. Roberto Crudeli va a protestare, ma Barbarisi è inflessibile, non lo ascolta nemmeno. Rientra Massimo Tatarani, che probabilmente ci sarà di nuovo la sostituzione, così è, esatto. È rientrato Massimo Tatarani ed è riuscito. Stefano Dal Santo regolarmente in campo, Ramiro Torres che stava combinando un pasticcio, ma comunque alla fine a rimbalzo ci sono andati i giocatori di Ramiro Torres. Un fallo di squadra, il signor Nucifero volevano qualcosa di più, vediamo conferire con l'auricolare i 2 direttori di gara. Il signor Nucifero non concede più che di un fallo di squadra, non fischia più di un fallo di squadra a Trissino, quindi 6º fallo di squadra. Breganze, forse il motivo della protesta è che Facu Posito si stava avviando verso la porta quando ha subito l'aggancio, ma tant'è, non modificano la loro decisione i direttori di gara. Si rimane quindi sull'1-1 e con Trissino che ha commesso 7 falli di squadra, peraltro Breganze uno solo. Questa è una curiosità di questi primi quasi 17 minuti di gioco. Stefano Dal Santo, la conclusione, ha trovato il guantone di Bruno Sgaria a rispondere presente. Possesso per Trissino con Giulio Cocco che prova ad accelerare.
trova un muro composto nella circostanza da Cocco e Ramiro Torres. Adesso è Davide Gavioli in possesso, che prova ad andare a creare qualche pericolo partendo da dietro porta. È stata toccata dal bastone di Beppe Tagliapietra la palla del numero 71 ospite. Attenzione, tentano una giocata sopra di fino Giulio Cocco. Attenzione, qui invece dall'altra parte Ramiro Torres e Stefano Del Santo avevano combinato una buona azione, così come avevano fatto Giulio Cocco e Davide Gavioli. Dall'altra parte Ramiro Torres all'indietro per Stefano Del Santo. Se ne va Stefano Del Santo, varca la metà pista, perde però palla per l'intervento di Davide Gavioli, che commette l'ottavo fallo. Trisino quindi prossimo ad esaurire il bonus. A 10 falli di squadra ci sarebbe il tiro libero per Breganze. (7:33) al termine della prima frazione di gioco. 1-1 tra Breganze e Trisino. Bel derby sin qui. Cocco e Stefano Del Santo sul punto di battuta. Siamo qualche metro avanti della metà campo. Facupolito ha ricevuto in possesso, a metà campo ha il problema di girarsi. È contrastato nella circostanza della Joao Pinto. Varca la metà pista, ancora Facuposito all'indietro per Ramiro Torres. La conclusione di Ramiro Torres, che sibila una decina di centimetri alla sinistra del palo di Bruno Sgaria. Dall'altra parte Giulio Cocco, la conclusione prima intenzione di Joao Pinto. Sono proverbiali queste conclusioni, perché Joao Pinto da lì inquadra sempre la porta e nel traffico il portiere può anche non vedere, quindi giusta l'intuizione del capitano ospite. Dietro la gabbia di Beppe Tagliapietra c'è Davide Gavioli, lo va a sfidare Ramiro Torres. Le finte di Davide Gavioli, alla fine però mette tutti d'accordo, c'è la possibilità di ripartire. Fa composito e bravissimo Bruno Sgaria, ci ha messo il bastone, si era allargato sulla destra ma è rientrato con il bastone il portiere ospite e ha sventato la minaccia. Qui l'alza e schiaccia di Giulio Cocco, e Trisino sta un po' subendo le iniziative di Breganze. Dall'altra parte Davide Gavioli, Jordi Mendez. È stata un'ottima opportunità questa per Facuposito, assieme al tentativo di trovarle Massimo Tatarani da parte di Facuposito, che obiettivamente qui c'è un assist dietro porta, bravissimo Beppe Tagliapietra. Dall'altra parte però eccola l'opportunità con Mattia Cocco e Bruno Sgaria, si supera e tiene inviolata la propria porta. Qui dall'altra parte una conclusione, il match si sta aprendo, occasioni da un lato all'altro. Bellissima partita. Breganze non sembra la penultima del campionato. Qui una conclusione di Stefano Del Santo, c'è lavoro per Bruno Sgaria. Non sembra un confronto tra la seconda in classifica e la penultima, ma tant'è. Divertiamoci, le squadre stanno assolutamente onorando l'impegno. Punizione sull'angolo basso alla destra del fronte d'attacco della formazione di casa. Ramiro Torres e Facuposito sul punto di battuta, ottimo lo scambio, l'inserimento di Mattia Cocco e la conclusione poi dal limite dell'area. Gioca bene Breganze, sta chiudendo all'angolo Trisino in questi ultimi secondi, ma sappiamo che la formazione ospite può accelerare da un momento all'altro. L'inserimento di Malagoli, è uscito Davide Gavioli, il recupero di palla di Facuposito ad anticipare Giulio Cocco che era dietro la porta. Allora un'altra trama per Breganze con Ramiro Torres, se ne va Ramiro Torres all'indietro da Facuposito, ancora Facuposito, Mattia Cocco, Ramiro Torres cerca di superare Giulio Cocco, non è una grandissima idea. Dall'altra parte Jordi Mendez, Joao Pinto, si chiude a riccio la formazione di Roberto Crudeli, la conclusione imprecisa di Giulio Cocco, prova a ripartire Stefano Del Santo e ci riesce. Stefano Del Santo, ancora il tentativo di trovare Ramiro Torres, il passaggio impreciso ma recupera la palla vagante per un attimo Facuposito, e solo un attimo perché c'è Giulio Cocco che va a servire Jordi Mendez e si supera letteralmente Giuseppe Tagliapietra per tenere il risultato inchiodato sull'1-1. È una bella partita con i portieri protagonisti. Giuseppe Tagliapietra era una speranza e Bruno Sgaria è diventato
anche lui protagonista per i propri colori. Qui il secondo fallo di squadra commesso da Braganza, 4:30, non c'è un attimo di sosta, bella partita assolutamente. Joao Pinto, Andrea Malagoli, dietro la porta Jordi Mendez, dietro la porta di un ottimo Giuseppe Tagliapietra. Adesso c'è Joao Pinto che prova di forza a eludere l'intervento difensivo di Facu Posito. La conclusione, il tuffo di Giuseppe Tagliapietra, Ramiro Torres che va a lottare contro Jordi Mendez e gli porta via la sfera, va ad aiutarlo Stefano Dal Santo. Il servizio per Mattia Cocco, pronto un cambio nelle file del Braganza, vedremo chi uscirà. Mattia Cocco in possesso, lo fronteggia il fratello Giulio, un derby nel derby, un derby in famiglia. Ancora Mattia Cocco, lo scambio, doppio scambio con Ramiro Torres, tiene palla Braganza, forse vuole rifiatare perché la formazione di casa non ha attinto alla profondità della sua panchina come ha fatto invece il Trissino. Sicuramente i ritmi che la formazione ospite sta imponendo sono assolutamente elevati, ma Braganza si è allenato molto bene nell'ultimo periodo con una grande intensità e quindi per il momento i giocatori di Roberto Cugliari stanno reggendo il confronto. E poi ricordiamo che di solito Braganza gioca meglio la ripresa. Attenzione, c'è il gol di Giulio Cocco, è uscito da dietro porta, 3-0-7, porta in vantaggio Trissino da classe di Giulio Cocco, la sua proverbiale accelerazione provenendo da dietro porta. Esce intanto Stefano Dal Santo, stanco, e qui c'è il gol. È un lampo di classe del numero 7 ospite. Abbiamo visto lo sguardo perplesso di Beppe Tagliapietra, autore sin qui di un'ottima prova. Peccato per Braganza perché ha dato vita a un primo tempo veramente apprezzabile. Trissino in possesso, Diogo Neves. Si è riportato in vantaggio la formazione ospite, che ha dovuto comunque sudare qualche camicia per essere a condurre a 2 minuti e 40 dal termine della prima fazione di gioco. Lo spunto di Diogo Neves, la conclusione ribattuta, se ne va Braganza in potenziale 2 contro 1. Eccolo, Facu Posito beccato da Mattia Cocco, grande parata questa di Bruno Sgaria. Braganza è vicina subito al pareggio. Bello l'assist di Mattia Cocco, ha fatto tutto bene anche Facu Posito, ci è voluto un monumentale Bruno Sgaria per tenere inchiodato il punteggio sul vantaggio risicato del Trissino per 2-1. Massimo Tataranni si è messo in proprio, cade in area, Barbarisi gli fa cenno di alzarsi e qui c'è Jordi Mendez dietro la porta ancora, ha provato ad imitare il collega Giulio Cocco, non ci è riuscito. C'è a terra Massimo Tataranni, si fermano i giocatori del Trissino, chiedono l'intervento dei direttori di gara. Le proteste della panchina rossonera. Il direttore di gara autorizza l'ingresso dei sanitari. Massimo Tataranni, vediamo se è in grado di proseguire. 1,54 al termine. Braganza è autore di un ottimo primo tempo. È stato colpito allo sterno, ci sembra, Massimo Tataranni. Sarà possesso per Trissino, che si è fermato con fair play. Appena verificato il problema di Massimo Tataranni, si riparte. Joao Pinto dietro la gabbia di Beppe Tagliapietra, attenzione con una mano Jordi Mendez, imbeccato con una giocata di classe dal capitano ospite sul primo palo da dietro porta, con una mano sia Joao Pinto che Jordi Mendez. Attento Beppe Tagliapietra. Finisse così il primo tempo, addirittura Braganza potrebbe legittimamente avere qualche rimpianto, perché ha dato vita a un'ottima prova e ha impegnato ripetutamente il portiere ospite. Ai punti sicuramente Trissino ha fatto qualcosa di più e ci mancherebbe, qualcuno potrebbe dire, dall'alto della classe dei giocatori allenati da Thiago Sousa e dal loro recente palmarès. Da 2 anni Trissino è battuto in Italia, lo ricordiamo.
Possesso per Braganza 1,32, Facu Posito e Ramiro Torres sul punto di battuta nella propria metacampo, che sta varcando in questo istante Ramiro Torres con un passaggio per Massimo Tatarani e l'indietro per Mattia Cocco. Lo scambio lungo sponda ancora per Massimo Tatarani, che cerca un compagno per raggiungerlo con un bel filtrante. Massimo Tatarani sa pescare un compagno con i suoi probabili lanci. Qui la finta di ricezione di Facu Posito, la ricezione di Massimo Tatarani. La palla persa da Facu Posito, può essere sanguinosa. Jordi Mendez ritorna però molto bene Facu Posito. Ultimo giro di lancette della prima frazione di gioco. Facu Posito, il lancio lungo, non trova un compagno e allora sarà probabilmente l'ultimo possesso per Trissino a 44 secondi dal termine della prima frazione di gioco di questa partita, ripresa dalle telecamere della piattaforma digitale Hockey Pista Fis TV, godibile sui canali YouTube. L'operatore è Marian Monteanu. Manuel Gasparotto ci aiuta per quanto riguarda l'assistenza tecnica, anche per quanto riguarda lo scorrere del tempo. Andrea Malagoli conquista palla per i propri colori. Massimo Tatarani, che trova Ramiro Torres a 17 secondi dal termine. Vediamo se Braganza riuscirà a fare l'ultimo tiro prima dello scadere del tempo. Ecco qui Massimo Tatarani a cercare nell'area Ramiro Torres. Ormai il tempo sta finendo. Mattia Cocco tiene palla. Trissino avrà 4 secondi per concludere la propria azione d'attacco e poi terminerà il primo tempo sul 2-1 sin qui, in virtù delle reti messe a segno da Jordi Mendez e Giulio Cocco per Trissino. In mezzo il pareggio di Facu Posito, ben imbeccato da Stefano Dal Santo. Braganza è assolutamente in partita. Termina qui il primo tempo allora, gentili signore e signori. A risentirci tra una decina di minuti circa qui per la seconda frazione di gioco. A più tardi.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palla Ferrarina di Breganze. Tra qualche istante il secondo tempo di Veneta Lab Breganze opposta al gruppo sportivo Hockey Trissino. Ospiti trissinesi in vantaggio al termine del primo tempo, che ha registrato il 29esimo gol stagionale di Giulio Cocco, il 13esimo gol stagionale di Jordi Mendez e il 16esimo gol stagionale di Facu Posito, ma quel che è più importante per il risultato, il vantaggio striminzito di Trissino, che ha dovuto impegnarsi per venire a capo sin qui di misura di questa partita, perché Breganze, nonostante abbia schierato solo 5 giocatori di movimento, ha dato vita a una prova gagliarda anche dal punto di vista fisico. E Trissino ha dovuto fare ricorso alla bravura del proprio portiere Bruno Sgaria, di cui naturalmente si conoscono le proverbiali doti e le conoscono in particolare gli sportivi breganzesi, ricordando 5 anni fa per esempio l'ultimo trionfo rossonero per quel che riguarda la Serie 1, vale a dire la Coppa Italia, conquistata proprio a Trissino. Storica finale contro il Sarzana, decisa da Samuele Muglia a non molto dal termine. Trissino, che a proposito di Coppa Italia è il detentore e che sfiderà in semifinale il Follonica dall'altro lato del tabellone. La sfida tra i padroni di casa del Forte di Valmy, che si saranno appunto aggiudicati la Final Four, che saranno posti in semifinale secca all'Odi 23-24 marzo, l'appuntamento per i primi verdetti stagionali di questo 101esimo campionato di hockey pista. Per quando arriva la Coppa Italia la contabilità va assolutamente aggiornata, non ricordo l'edizione, il numero di edizioni. Coppa Italia che però queste due formazioni, questi due sodalizi hanno vinto 4 volte Breganze, 2 volte Trissino. La prima Coppa Italia del Trissino fu conquistata nel 1974, la seconda nella passata stagione. Pronti a ripartire, quartetto di movimento per Trissino: Gavioli, Mendez, Joao Pinto, Giulio Cocco. Per Breganze, Stefano Dal Santo, Ramiro Torres, Facu Posito, Massimo Tatarani. In porta Giuseppe Tagliapietra, che sostituisce l'influenzato Mattia Verona, dall'altra parte Bruno Sgaria. Si riparte, possesso per Breganze con Stefano Dal Santo, che trova Ramiro Torres, che va a cercare le sue intenzioni Facu Posito. Questo è chiaro, uno schema provato per quanto riguarda la partenza. Il primo possesso qui, subito il tentativo di tiro dall'altra parte di Davide Gavioli, murato dalla difesa di casa. Questa sera Breganze sfodera una maglia blu, la seconda maglia. Ovviamente Trissino, classica tenuta blu celeste. Breganze in possesso con Massimo Tatarani all'indietro per Stefano Dal Santo. Ramiro Torres a cercare subito Massimo Tatarani, che annuisce, si congratula con il compagno. Facu Posito supera in dribbling Davide Gavioli a 3 metri dall'area, 7 secondi per la terminazione dell'attacco, si mette in proprio molto bene Ramiro Torres, ottima l'azione con Facu Posito, che ha pensato di chiudere il triangolo e invece la palla l'hanno presa i giocatori di Thiago Sousa, che ripartono. C'è già stata una conclusione e una parata di Beppe Tagliapietra, ottima la cadama precedente però di Breganze, occhiata da Facu Posito, che ha cercato Ramiro Torres qui a intercettare palla. Stefano Dal Santo, che se ne va in contropiede, si mette in proprio, la conclusione Bruno Sgaria, che prova a lanciare dall'altra parte Joao Pinto, il tuffo sulla sua destra di Beppe Tagliapietra a deludere il tentativo di tap-in finale di Davide Gavioli. Ora Jordi Mendez dietro la porta del portiere rossonero, che ieri sera ha giocato il derby di A2 e questa sera gioca il derby di A1, quindi sicuramente un weekend impegnativo per il classe 2004 da Montecchio Precalcino, terzo anno a Breganze, assieme ai fratelli, uno dei quali, Antonio, è in panchina. A vedere la partita ci sono poi Giovanni e Francesco. Qui c'è Massimo Tatarani, un alza schiaccia da dietro porta,
a un niente dal pareggio Breganze. Grande trama di Massimo Tatarani. Qui ottimo ripiegamento difensivo con Stefano Dal Santo che conquista palla e accelera. La trottola di Stefano Dal Santo che cerca la conclusione, la palla contesa la fa sua Joao Pinto che va a trovare Jordi Mendes, imprecisa la sua conclusione. Facu Posito dietro la porta trova Massimo Tatarani, autore di una giocata veramente deliziosa. Da dietro porta alza e schiaccia di rovescio la palla che ha danzato pericolosamente sulla linea di porta, ma non l'ha varcata e quindi si rimane sul 2-1 per Trissino con Ramiro Torres che ha il torto di perdere una palla a metà campo. C'è la ripartenza di Trissino, qui Joao Pinto imprecisa la sua conclusione ed era una notizia perché di solito da lì non sbaglia. Ancora la conclusione di Joao Pinto murata dalla difesa rossonera. Trissino che come quel che riguarda la prima frazione sta cercando di mettere all'angolo Breganze che però ribatte colpo su colpo qui, ma ancora un alza e schiaccia in dribbling di Massimo Tatarani. Giulio Cocco che ha spazio e la conclusione buon per Breganze che è imprecisa. Jordi Mendez il primo però a impossessarsi della sfera. Davide Gavioli si mette in proprio, alza e schiaccia, la palla che danza pericolosamente davanti a Giuseppe Tagliapietra. Breganze che può ripartire con Facu Posito accanto a lui. Ramiro Torres perde palla. Facu Posito, ancora un'opportunità per Trissino. La conclusione di Jordi Mendes che va a tap-in dopo la parata iniziale di Beppe Tagliapietra. Ancora Facu Posito che si impossessa della sfera. Varca in questo istante la metà campo, va a trovare, a cercare Ramiro Torres, ma è più lesto di lui. Giulio Cocco che si impossessa della palla, offre un'opportunità a Davide Gavioli che se ne va. Massimo Tatarani lo sfida in fase difensiva, ne contiene l'iniziativa, tentativo di alza e schiaccia da dietro porta. Massimo Tatarani più lesto però a possessarsi della palla che per un non nulla non trova Ramiro Torres. Ancora Massimo Tatarani, siamo dietro la porta, ha tentato di riprodursi in un tentativo di dribbling. Jordi Mendes dall'altra parte, le finte di Jordi Mendes lo chiude molto bene Facu Posito. Breganze sta difendendo bene con intensità. Massimo impegno per Breganze, conquista della palla, potenziale 3 contro 2. Massimo Tatarani, Ramiro Torres che non ci crede più di tanto, avrebbe forse fatto bene a cercare di inquadrare la porta avversaria. Attenzione dall'altra parte, Jordi Mendes. Breganze sta sulle corde in questo frangente, ma resiste la formazione di Roberto Cudeli. Ramiro Torres, Facu Posito, ancora Ramiro Torres che si mette in proprio, va a pescare molto bene Facu Posito che va a concludere, ci mette la punta del gambale. Bruno Sgaria dall'altra parte, Joao Pinto impreciso. Ci pare che anche Trissino accusi la stanchezza probabilmente della trasferta di Champions League, si farà sicuramente sentire anche nelle gambe e nelle teste dei giocatori di Thiago Sosa. Ancora Facu Posito non è riuscito a controllare, era in area, era una buona opportunità sull'assist di Massimo Tatarani. Ancora Jordi Mendes, la conclusione ribattuta dal portiere di casa. 19-38, bella partita sicuramente, le squadre che si sfidano a viso aperto. Attenzione, Jordi Mendes ha provato a imitare Giulio Cocco che ha colpito per il 2-1. Ancora un tentativo di alza e schiaccia, insistita l'azione di Jordi Mendes. Breganze però resiste, la conclusione di Giulio Cocco trova i parastinchi di Massimo Tatarani. Alle viste un cambio per Breganze. Giulio Cocco, ancora Giulio Cocco a cercare Jordi Mendes, i pattini di Stefano Dal Santo a sventare la minaccia. Davide Gavioli che si mette in proprio, ancora caparbile l'azione di Breganze con Ramiro Torres, azione insistita, va a cercare Massimo Tatarani. Ramiro Torres che poi non viene trovato dal numero 8 di casa. La conclusione dall'altra parte, Davide Gavioli senza un attimo di sosta questa partita, assolutamente encomiabile l'impegno delle squadre in campo, in particolare di Breganze, che sta ruotando 5 giocatori di movimento dall'inizio di questa partita. Posito è uscito Ramiro Torres, l'abbiamo visto particolarmente provato dal punto di vista fisico, un giocatore che dà tutto, il 57 di casa. Giulio Cocco a cercare Jordi Mendes, non l'ha trovato sul secondo palo. Qui Joao Pinto all'indietro per Giulio Cocco, ancora Giulio Cocco. Giorgio Piccoli entrato in pista, è uscito Andrea Maragoli, anzi Jordi Mendes. Qui la rete di Davide Gavioli sul secondo palo. 18-04, gol per Davide Gavioli, bella rete.
l'abbiamo vista, è la 20ª rete stagionale per Davide Gavioli, l'abbiamo vista nel replay. È entrato Diogo Neves, 3-1 per Trissino, con Roberto Crudeli a incoraggiare il suo estremo difensore Beppe Tagliapietra, autore sicuramente di un'ottima prova. Il passaggio impreciso intendeva servire Massimo Tataranni da parte di Stefano Dal Santo. Peccato, perché Braganza ha avuto addirittura l'opportunità per andare sul 2-2 un paio di volte, circostanze all'inizio di questa ripresa. Trissino poi ha spinto e ha continuato a spingere fino a trovare il punto del 3-1 con Davide Gavioli, ma Braganza può essere sicuramente soddisfatto della sua prova. Un ottimo approccio alla partita, quindi risolto magari il problema dei primi tempi che nelle ultime due prestazioni hanno purtroppo impedito alla formazione di casa di conquistare punti, perché sia in casa con l'Odi che con il Sandrigo Braganza è stata autrice di un'ottima seconda frazione che per poco non portava il pareggio nel derby di Sandrigo che ha vinto di misura 4-3 nell'ultimo turno. Si riparte comunque, anzi la partita continua. C'è Gioele Piccoli dietro la porta di Beppe Tagliapietra, ritorna all'indietro, va da João Pinto, Giulio Cocco che ha colpito nel primo tempo, mettendo a segno la sua 29ª rete stagionale. Qui tentativo di conclusione di Diogo Neves, murata dai pattini di Mattia Cocco. 16:53, Trissino sicuramente avanti di 2, è il padrone del match, ma si è dovuta impegnare la formazione di Thiago Sousa per venire a capo di questo Braganza, che comunque è in partita, perché 3-1 non è ancora sentenza per quanto riguarda questo derby. Giulio Cocco dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra, i blocchi di Gioele Piccoli e Diogo Neves a cercare di liberare il rispettivo compagno. Qui l'inserimento sul secondo palo, Giulio Cocco che ha cercato Gioele Piccoli venendo fuori da dietro porta. 3 secondi per concludere l'azione. Giulio Cocco, attenzione, lo ferma il fratello Mattia, se ne va, fa composito, trova Stefano Dal Santo, si muove Massimo Tataranni, Mattia Cocco trova Facu Posito dietro la porta a fondo pista. Facu Posito se ne torna indietro, va a trovare Mattia Cocco dietro la gabbia di Bruno Sgaria, tenta di uscire in alta e schiaccia, Massimo Tataranni, la conclusione lenta, nessun problema per Bruno Sgaria. Dall'altra parte Gioele Piccoli, Giulio Cocco, Diogo Neves, Giulio Cocco, l'accelerazione di Giulio Cocco, la conclusione, la parata ancora una volta di un presentissimo Giuseppe Tagliapietra. Massimo Tataranni, il tentativo di trovare Mattia Cocco, qualcosa a metà tra il tiro e l'assist. Dall'altra parte però Diogo Neves, la rete di Diogo Neves, 4-1, gol in ripartenza di Diogo Neves. Trissino che se ne va sul 4-1, l'assist di Giulio Cocco, la rete di Diogo Neves, 7ª rete stagionale per lui. Trissino alla lunga sta imponendo la profondità della panchina e la qualità dei suoi effettivi. Braganza è stato autore di un ottimo primo tempo, adesso sta un po' sbandando. Attenzione, Jordi Mendez, gol, anzi Andrea Malagoli, chiediamo scusa. 15-20, 15-18, si scrive i marcatori anche Andrea Malagoli. 5-1, Trissino sta scavando il solco. Si riparte, Mattia Cocco in possesso. Ragazzi, penalizzato oltre misura rispetto, ci permettiamo di dire, perché la prestazione è stata sicuramente incoraggiante, quella dei giocatori di Roberto Crudeli. Stefano Dal Santo a conquistare palla, a scambiare con Ramiro Torres. Facu Posito, autore dell'unica rete per i rossoneri questa sera in completa tenuta azzurra. Ancora Ramiro Torres, Mattia Cocco, grande gol di Facu Posito, veramente, che si inchina giustamente a ricevere l'omaggio della platea.
Si congratulano i compagni, un'altra schiaccia in girata, bellissima rete, l'assist di Mattia Cocco, la trottola e l'altra schiaccia a punire il portiere avversario che nulla ha potuto. Speriamo che lo sportivissimo pubblico tresinese avrà apprezzato questo gesto tecnico di Facu Posito per il suo 17° gol stagionale. 5-2. Ragazzi, sicuramente era stato punito oltre misura magari per l'impegno lesinato da Trissino. Ci stanno 3 gol di scarto, magari anche 2 non ne vorranno gli sportivi trissinesi, ma ragazzi è stato autore sicuramente di un'ottima prova. Sin qui a 14-11 dal termine, tiene viva la contesa. Facu Posito cerca di imitarlo, Ramiro Torres sventa la minaccia, Sgaria si riparte dall'altra parte, la palla sporcata, se ne impossessa capitano Mattia Cocco che se ne va. La conclusione fermata da Davide Gavioli. Ripartono velocemente i giocatori di Thiago Sosa. Davide Gavioli, ottimo il posizionamento difensivo di Stefano Dal Santo che prova ad andarsene a trovare sul secondo palo un ispiratissimo Facu Posito. Tiro di prima intenzione, ci vuole tutto il senso di posizione di Bruno Sgaria per sventare la minaccia. Davide Gavioli dall'altra parte, fallo di squadra commesso da Trissino nel 9. E allora ragazzi, al prossimo fallo di squadra di Trissino avrà comunque un'opportunità. Tiro libero, bello l'inchino di Facu Posito ad auto-omaggiarsi, ma era giusto perché è stato autore di un bellissimo gol, forse il più bello visto sin qui in questa serata, per questo 11 febbraio, sesta giornata di ritorno del campionato di Serie 1 hockey pista, 101esima edizione. Possesso per Breganze, sul punto di battuta nei pressi della panchina trissinese Mattia Cocco, Ramiro Torres. Conquistano la palla però i giocatori di Thiago Sosa che se ne vanno con Diogo Neves che ha realizzato il punto del momentaneo 5-1 e poi c'è stata la magia di Facu Posito per il 5-2 parziale. Stefano Dal Santo, stop e tiro, non fa una piega Bruno Sgaria. Ramiro Torres, cercato Facu Posito e trovato sull'angolo alla sinistra, alla destra del fronte d'attacco della formazione rossonera. Un ispiratissimo Facu Posito va a trovare Ramiro Torres, il dai e vai proposto da Ramiro Torres, invece Mattia Cocco ha servito più prudentemente Stefano Dal Santo dietro la porta di Bruno Sgaria. Ramiro Torres ancora nello scambio, Facu Posito e Ramiro Torres, la coppia argentina d'attacco del Breganze di questa stagione 2023-2024. 9 le reti messe a segno da Ramiro Torres, 17 quelle messe a segno da Facu Posito. Un po' stanco Facu Posito in questo rientro difensivo. Attenzione Gioele Piccoli colpisce il palo. Mattia Cocco è contrastato da Andrea Malagoli. Riparte Trissino velocemente, è uscito Gioele Piccoli, rientra Joao Pinto, la finta di tiro di Andrea Malagoli, esce da dietro porta Andrea Malagoli, va a trovare Davide Gavioli, un gol per lui. Trissino con 5 marcatori diversi. Mendez, Giulio Cocco, Davide Gavioli, Andrea Malagoli e Diogo Neves. Per Breganze la doppietta di Facu Posito. Ottimo l'anticipo poco dopo la metà campo di Diogo Neves, il filtrante a premiare lo spunto di Andrea Malagoli. Un altro recupero difensivo di Stefano Dal Santo che non trova Ramiro Torres. Il time out chiamato da Roberto Crudeli. Siamo a 11:09 dal termine della partita. Avanti Trissino di 3, 5-2. Ottima qui la rubata di Ramiro Torres che però adesso subisce il rientro di Diogo Neves, ma Caparbio se ne impossessa, se ne va. Lo accompagna nell'azione offensiva Stefano Dal Santo. La conclusione, la palla che va nei gambali di Bruno Sgaria che elude
il potenziale intervento di Ramiro Torres. Era una buona opportunità questa per Breganze per avvicinarsi ancora di più. Gavioli, Andrea Malagoli dietro la porta, lo ferma con il pattino, con la punta del pattino Giuseppe Tagliapietra. Potenziale 3 contro 2 di Breganze, Stefano Dal Santo, ci vuole altro per impensierire Bruno Sgaria sul primo palo. Attenzione qui, Davide Gavioli, bravo Giuseppe Tagliapietra a chiudergli il primo palo. Dietro la porta Davide Gavioli a scambiare con Malagoli, corpo a corpo tra Ramiro Torres. Attenzione, il decimo fallo di Trissino e il time out chiamato da Roberto Crudeli. Dopo il time out Breganze avrà l'opportunità di trasformare il tiro libero diretto. Vediamo gli highlight di tutte le reti. Questo è il primo, Jordi Mendez, il primo tempo. Il pareggio quando mancavano 14 minuti e 24 di un ispiratissimo Facu Posito. Il secondo gol con la classe di Giulio Cocco che è uscito da dietro porta. Il 3-1 di Davide Gavioli dopo 7 minuti circa di inizio della ripresa. Un Trissino che poi qui ha accelerato, ha trovato il quarto gol con Diogo Nevis, il quinto con Andrea Malagoli, ma Breganze poi ha trovato il 5-2 con una magia, eccola qua, di Facu Posito. Potrebbe essere uno dei gol candidato a uno dei gol della giornata, la 19esima, la sesta del girone di ritorno. Facu Posito, e ci pare di condividere la scelta perché è ispiratissimo questa sera. Andrà a sfidare Bruno Sgaria. Sabato scorso a Sandrigo ha colpito, mettendo a segno il terzo gol della Speranza. Breganze era andato lì sul 3-4 e poi non è riuscito ad agguantare Sandrigo sul pari. Vediamo se Facu Posito farà tripletta o se si farà stregare da un ottimo Bruno Sgaria, che ha confermato tutte le sue qualità sin qui. Si riparte, ecco Facu Posito, niente da fare, purtroppo le finte di Facu Posito e la conclusione finale non ha inquadrato la porta. È difficile battere sull'1 contro 1 un ottimo portiere come Bruno Sgaria. Dall'altra parte Diogo Neves, Massimo Tatarani, Mattia Cocco, ancora Mattia Cocco, Facu Posito, contrastato da Jordi Mendez, Massimo Tatarani, ancora azione insistita di Massimo Tatarani, Mattia Cocco, il dai e vai con Facu Posito, giocano bene i due nella circostanza, ma la pressione di Trissino è veramente significativa. Stefano Dal Santo, lancio lungo, investe battitore da baseball Jordi Mendez, palla alta. Signor Barbarisi, vediamo qual è la sua decisione. 9 minuti al termine intanto, possesso per Trissino. Sul punto di battuta siamo quasi a metà pista. Davide Gavioli, Joao Pinto, Neves, Davide Gavioli a trovare Jordi Mendez dietro la porta, a ricevere ancora dal compagno di squadra. Riparte Breganze però, Mattia Cocco la traversa a negargli la gioia del gol, peccato. Un'ottima trama in contropiede di Breganze qui. Joao Pinto, conclusione imprecisa. Mattia Cocco che si impossessa della sfera, non ravvisa irregolarità il signor Nucifero che sta dirigendo assieme al collega Barbarisi questa partita. Peccato veramente, Breganze ha un amen da arrivare sul 3-5 e a rendere magari incandescente il finale. Breganze ha avuto dei proverbiali finali in questa stagione, primo dei quali sicuramente con Sandrigo. Qui il tiro di prima intenzione con Jordi Mendez, parato ancora una volta da Giuseppe Tagliapietra, autore di un'ottima prova.
Qui c'è però una riconquista del Trissino con Joao Pinto che va a cercare Jordi Mendez ancora una volta, un monumentale in fase difensiva. Stefano Dal Santo che prova anche a mettersi proprio in attacco, entrato in pista, lo abbiamo ricordato, con la figlia Aurora. Si pare un po' stanco in questo momento Stefano Dal Santo. Gavioli dall'altra parte, Giulio Cocco che è rientrato. La conclusione murata da Massimo Tatarani in fase difensiva. La circostanza, ultimi 7 minuti, sarà possesso per Breganze. Formazione di casa che vuole restare in partita. Riparte con Massimo Tatarani. Vediamo il signor Lucifero far rettificare il punto di battuta. Siamo sulla sponda a qualche metro dall'area trissinese. Torna indietro Mattia Cocco. Va a cercare molto bene. Gol di Facu Posito, un assist al bacio di Mattia Cocco. Breganze adesso ha voglia di riaprire la contesa. Lo ha trovato molto bene Mattia Cocco, un assist al bacio. L'ottimo controllo perché la palla era leggermente alta. Bravissimo Facu Posito, tripletta per lui. 18ª rete stagionale. Breganze che sta impersierendo Trissino a 6:55 dal termine, con il portiere Giuseppe Tagliapietra che ha chiesto di poter pulire la visiera. Giocatori trissinesi che attorniano il direttore di gara. Problema alla visiera di Giuseppe Tagliapietra, pronto però a rientrare. 5-3, 3 reti per Breganze, mentre Trissino ha messo il segno di 5 reti con marcatori diversi. Bella partita, Breganze che ha ribattuto punto su punto. Pronti a ripartire sul punto di battuta a metà pista Joao Pinto, Davide Gavioli. E allora Trissino che dovrà impegnarsi per contenere il rientro di Breganze, trascinato da un ispiratissimo questa sera Facu Posito. Giulio Cocco, Davide Gavioli, Jordi Mendez dietro la gabbia di Beppe Tagliapietra. Il tiro di prima intenzione di Joao Pinto, attento il portiere di casa. Il tentativo di trovare lo spunto di Massimo Tatarani da parte del 14 rossonero, vale a dire Facu Posito. Il tentativo di dribbling di Giulio Cocco è rientrato però molto bene Facu Posito. Ancora Davide Gavioli, a trovare Joao Pinto. Trissino che vediamo se giocherà con il cronometro, e questo sarebbe indirettamente una missione che Breganze ha dato vita a un'ottima partita. Conquista palla Facu Posito, varca la metà pista in questo istante. Vediamo se troverà Massimo Tatarani. Ha trovato invece l'ottimo ripiegamento difensivo di Jordi Mendez. Palla vagante, ci arriva Davide Gavioli, attenzione dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. Joao Pinto, attenzione qui la magia di Davide Gavioli uscendo da dietro porta. Scambio di prima intenzione tra il capitano trissinese e Davide Gavioli. Adesso Jordi Mendez, ancora Joao Pinto. Trissino che rallenta perché ha capito che Breganze non demorde. Time out alle viste per che ha chiamato Roberto Crudeli. Siamo agli ultimi 5 giri di lancette di un derby che non ha affatto tradito le attese, soprattutto grazie all'ottima prestazione di Breganze che ha ribattuto colpo su colpo e che non aveva avuto un buon prologo causa l'indisponibilità del suo portiere titolare Mattia Verona, ben sostituito però da Giuseppe Tagliapietra, che lo ricordiamo ieri sera ha difeso la porta del Breganze di Serie 2 e qui ha concesso il bis. 2 derby per lui, 1 vinto, 3-2, e qui la possibilità di sognare
a meno di 5 minuti dal termine di impensierire Trissino e magari provare a trovare quello che alla vigilia assolutamente poteva sembrare un insperato, cioè punti contro una corazzata, vale a dire il gruppo sportivo Hockey Trissino, campione d'Italia, anzi associazione sportiva dilettantistica Hockey Trissino. Questa è la ragione sociale della formazione ospite. 4:54, pronti a ripartire. Il time out chiamato da Roberto Crudeli. Annuiscono i suoi giocatori, ci credono e fanno bene. Trissino tra l'altro negli ultimi minuti abbiamo visto mantenere il possesso della palla anziché cercare subito la profondità e subito la conclusione come ha fatto inizio ripresa quando si è portata sul 5-1 e segnando il solco sin qui di questo derby, anche se Breganze ha cercato di rientrare in partita e ci sta provando grazie alla tripletta di uno scatenato Facu Posito. La curva di casa soddisfatta della prova dei propri beniamini. Trissino accompagnato da una nutrita rappresentanza di tifosi che stanno vivendo sicuramente stagioni esaltanti da un biennio a questa parte. Giulio Cocco intanto riceve palla, scambia a metà pista con Davide Gavioli, la profondità per Mendez che torna all'indietro. Confermiamo, Trissino sta cercando il possesso. 4:40, peccato per quella traversa di Mattia Cocco. Davide Gavioli, Mendez, Gavioli, João Pinto, 7 secondi, la conclusione, la parata ancora una volta di un attento Giuseppe Tagliapietra e Facu Posito va a trovare Stefano Dal Santo, stop e tiro impreciso, peccato, voleva una deviazione in 53 di casa. Roberto Crudeli inserisce Massimo Tatarani, quindi Breganze a trazione anteriore. C'è stata la deviazione allora, perché Breganze usufruisce di una punizione sull'angolo basso alla sinistra del fronte d'attacco della formazione di casa. Sul punto di battuta Facu Posito, accanto a lui Ramiro Torres che riceve all'indietro per Stefano Dal Santo, trazione anteriore, Tatarani, Torres, Facu Posito, 3 attaccanti insomma, per provare a inseguire un sogno. Lo scambio all'indietro, Stefano Dal Santo, stop e tiro, è rientrato su di lui Giulio Cocco e allora Stefano Dal Santo però ha un'altra trama, se ne va Stefano Dal Santo e non è impreciso nella conclusione. Ramiro Torres aveva visto per la coda dell'occhio Massimo Tatarani, la palla che danza pericolosamente davanti a Bruno Sgaria, dall'altra parte però 2 contro 1, attenzione, palla, la conclusione imprecisa di Giulio Cocco, non c'è un attimo di tregua, qui c'è un tiro altissimo che va a colpire le vetrate esterne del pala Ferrarin, quelle del lato sud che dovranno essere oggetto di intervento di sistemazione nei prossimi giorni. Ingaggio a 2, questa è la decisione dei direttori di gara, 3 minuti e 20 al termine. Breganze che non demorde, ha voglia di provarci la formazione di casa e deve assolutamente caratterizzare le proprie prestazioni di qui alla fine della stagione per conquistare la salvezza. La formazione di casa, di fronte abbiamo un Trissino che è prossimo ad andarsi a giocare tutti i trofei messi in palio da questa stagione 2023-2024, a cominciare dalla Coppa Italia ma anche la Champions League, perché ricordiamo Trissino è già la prima squadra italiana ad aver staccato il pass, l'altra ancora in competizione potenziale è il Lodi, mentre Forte di Marmiglia è stato eliminato dalla Champions League, massima competizione per club di hockey pista europea. João Pinto a tenere palla per Trissino che vuole mettere in ghiaccio il risultato. Qui il tentativo di conclusione, attenzione João Pinto per chiuderla, la palla che sibila pericolosamente davanti a Giuseppe Tagliapietra sopra la traversa. Qui João Pinto che va a esibirsi
in dribbling ripetuti. Ancora Joao Pinto in possesso. No, tengono palla i giocatori di Thiago Sousa, come giusto che sia. Attenzione qui, però non era d'accordo con questo progetto Davide Gavioli. Il fallo commesso da Stefano Dal Santo, che ha giocato palla rimanendo a terra con i pattini, rimanendo a terra con il corpo, non si può. Possesso per Trissino, Davide Gavioli e Andrea Malagoli sul punto di battuta, un gol per ciascuno di loro due questa sera. 2-22. Braganze, ripeto, avesse trovato anche la traversa di Mattia Cocco, forse avesse rimbalzato all'interno, staremmo assistendo a un finale al cardiopalma. Adesso invece Trissino vuole adottare una strategia conservativa, anche perché, lo ricordiamo, è reduce da una trasferta giovedì in Champions League importante, il 4-4 di Lleida. Qui azione insistita di capitano Joao Pinto, che ci pare aver proprio superato tutti i problemi alla schiena che l'hanno afflitto nella prima parte di questa stagione. E c'è il fallo commesso da Ramiro Torres, il fallo di squadra numero 3 per Braganze a 1,54. Peccato, Braganze sperava in una ripartenza veloce, non è stato così. Il signor Barbarisi ha concesso possesso e il fallo di squadra agli ospiti trisinesi. Giulio Cocco in possesso di palla all'indietro, stoppa con il pattino, da questa stagione si può. Andrea Malagoli, ancora prolungato possesso palla di Trissino con Davide Gavioli, il tunnel ai danni di Massimo Tatarani, però la palla ribaltata, la riprende Facu Posito, che prova ad andarsene, arriva in area, lo contrasta Davide Gavioli, che lo teme perché l'ha visto fare 3 magie questa sera. Ancora possesso per Braganze. 1,20. Vediamo. E qui subito battuta velocemente, ha tentato il colpo rapido Massimo Tatarani. Facu Posito a impossessarsi della palla. Siamo vicini all'ultimo giro di lancette di questa bellissima sfida, questo derby che non ha affatto tradito le attese. Massimo Tatarani in possesso, se ne va Massimo Tatarani a cercare Ramiro Torres. La conclusione non sappiamo se è stata parata o ha colpito il palo. Peccato veramente. Braganze fino in fondo, ci crede, continua l'azione della formazione di casa. Ramiro Torres dietro la gabbia di Bruno Sgaria, lo contrasta Davide Gavioli. Il fallo di squadra a favore di Trissino. Siamo ormai a 45 secondi dello stop. Giulio Cocco, la parata ancora di un bravissimo Giuseppe Tagliapietra, tra i migliori. Ancora Ramiro Torres a condannare il possesso ad Andrea Malagoli, di fischia fallo contro Lucifero. 2 contro 1 dall'altra parte. Malagoli, Giulio Cocco, la parata di Giuseppe Tagliapietra. 3 contro 2 per Braganze. Massimo Tatarani, la conclusione, la parata di Bruno Sgaria. Ancora Ramiro Torres a cercare sul secondo palo e non trovare, purtroppo, per Braganze. Massimo Tatarani, siamo ormai a 20 secondi dalla fine, vediamo se Giulio Cocco proverà la conclusione, invece no, sceglie di tenere palla. Ormai la partita ha dato il suo verdetto, vince Trissino 5-3. Braganze quindi, che nel prossimo turno andrà a Grosseto e ha il compito di replicare la prestazione che ha messo in pista questa sera, perché se ci dovesse riuscire magari potrebbero arrivare punti. Trissino quindi che si impone al Palla Ferrarin, ma ha dovuto faticare, ha trovato un gol ciascuno con i suoi elementi di grande classe, come Jody Mendez, Giulio Cocco, Andrea Malagoli, Davide Gavioli, Diogo Neves. Braganze si è affidato alla tripletta di un ispiratissimo Facu Posito e ha perso di misura, possiamo dirlo, questo match per 5-3. Match che è stato diretto dai signori Barbarisi e Lucifero, con l'assistenza al tavolo di Alessandro Canonico. Braganze che ha dovuto fare a meno del suo portiere titolare, ma chi lo ha sostituito, vale a dire Giuseppe Tagliapietra, non lo ha fatto rimpiangere. A proposito di portieri, è stato bravissimo Bruno Sgaria e si è dovuto impegnare a fondo per sventare le minacce che gli sono state portate dai giocatori di casa. Si congratulano con Giuseppe Tagliapietra i giocatori trissinesi
autore di un'ottima prova per questo classe 2004. Fair play tra le formazioni in pista. Braganza che non ha nulla da rimproverarsi sul piano dell'impegno rispetto alle ultime esibizioni. Ha giocato anche un ottimo primo tempo la squadra quest'anno allenata da Roberto Codelli a partire da questo girone di ritorno. Rimane a 12 punti in classifica. Ieri sera Giovinazzo che chiude la classifica con 8 punti, ha perso in casa con il Valdagno e quindi in coda la situazione rimane inalterata. La posizione che assicurerebbe la salvezza è 9 punti più avanti per Braganza, quindi obiettivamente lontana, ma Braganza deve continuare a esibirsi con questa intensità, con questa voglia, con questa determinazione, perché se ci riuscirà siamo sicuri che, o almeno questo è quello che ci si augura, che l'obiettivo stagionale, vale a dire la permanenza in Serie 1, potrà essere conseguito. Vi saluto tra i due allenatori, Roberto Codelli e Tiago Sosa. Roberto Codelli secondo noi sarà soddisfatto di questa prestazione. Il saluto dei giocatori trisinesi ai loro supporters che li hanno seguiti in trasferta. Giulio Cocco ha naturalmente grandi ammiratori anche in quel di Braganza. E allora Fausto Pozzani intanto ringrazia per l'ascolto di questa partita che è stata trasmessa dalle telecamere del canale YouTube FIS TV. L'operatore è Maria Monteano, l'assistenza tecnica di Manuel Gasparotto. Le squadre stanno abbandonando il terreno di gioco, quindi per quanto riguarda la telecronaca chiudiamo qui. Fausto Pozzan vi ringrazia e vi dà appuntamento alle prossime partite dell'Hockey Braganza.